Ci sono montagne che si conquistano con le gambe e altre che rimangono nel cuore. Oggi vi porto sul Monte Brizia, sopra Pontebba, in un'escursione che regala molto più che una semplice vetta. Passo dopo passo attraverseremo boschi silenziosi e sentieri immersi nella natura, fino a raggiungere un luogo capace di emozionare chiunque ami la montagna. Ad attenderci ci sarà lei, una gigantesca croce di ferro che si staglia maestosa contro il cielo e domina la valle sottostante. Un simbolo che racconta la forza di queste montagne e che rende il Monte Brizia una meta davvero unica. Dalla cima lo sguardo si perde tra le vette delle Alpi Giulie e Carniche in un panorama che ripaga ogni passo del cammino. È uno di quei luoghi dove il vento, il silenzio e l'immensità del paesaggio fanno dimenticare il tempo e ricordano perché vale sempre la pena mettersi in cammino. Se anche voi cercate luoghi autentici, panorami mozzafiato e avventure da vivere fino in fondo, allora venite con noi. L'escursione al Monte Brizia sta per cominciare. Zaino in spalla, via si parte. Buongiorno squadra, oggi sentiero 501 per raggiungere il passaggio tubazione gas, 1 ora e un quarto per arrivare fino lì. No, in verità andiamo a fare ben altro. Sì, okay. Andiamo sul Monte Brizia. D'accordo. Prendendo il sentiero 501, passando per il sentiero Beppi della Schiava. Fantastico, zona Pontebba. Pontebba. Via si parte. Andiamo. Sicuramente l'itinerario più frequentato è quello che parte da Pontebba e segue il sentiero CAI 501. Purtroppo è chiusa. Vabbè, pazienza. Con la possibilità di rientrare lungo il 501A formando un percorso d'anello, cosa che però noi oggi non faremo. Come tradizione vuole, in Friuli Venezia Giulia subito in salita, cioè non c'è una... no? Parti da zero per arrivare a... Esatto, non c'è magari sai un minimo di defaticamento che ti scaldi un po' il muscolo, no. Pap, si prende e subito si parte dritti per su. Una strada forestale, sì. Ok, adesso siamo arrivati al bivio e noi prenderemo la stradina che va per su, adesso ve la mostriamo, e direzione cimitero tedesco. Dobbiamo aver perso l'acquedotto, non l'abbiamo visto, dov'era? Non è ancora arrivato. Ah, non c'era, peccato perché ci tenevo. Quella lì è la stradina che dovete prendere. Indica. Sa che vabbè, dai. Raggiunti i primi stavoli, abbiamo dinanzi a noi una vista meravigliosa della cima che noi conquisteremo, non dico a breve, ma conquisteremo punto. E molto bella da su, il panorama è incredibile, almeno dalle foto che abbiamo visto. E proseguiamo? Ah sì, devo dire una cosa, che questo sentiero qua fino adesso è ombreggiato, cosa non da poco in estate, perché fa decisamente caldo, almeno la prima parte la passate in ombra, sì. E quindi è abbastanza piacevole. Allora, dei due stavoli che incontrerete, uno è privato, l'altro invece si può usufruire e ne hanno usufruito un po' troppo, direi, dico la verità, è decisamente sporco, mal curato, peccato, perché è molto bello, però tanta immondizia, sporcizia, vabbè, questo è. Siamo in Friuli Venezia Giulia, al cospetto delle bellissime Alpi Carniche. Questa montagna domina la Valle del Fella e rappresenta una meta escursionistica di grande interesse sia naturalistico sia storico. Lungo i suoi versanti si conservano numerose opere militari risalenti alla Prima Guerra Mondiale, testimonianze del fronte italo-austriaco che attraversava queste montagne. Per raggiungere la vetta percorriamo parte del sentiero Beppi della Schiava, uno degli itinerari più significativi del territorio di Pontebba. Un sentiero che attraversa le Alpi Carniche orientali, passando appunto per il Monte Brizia, il Monte Corona e raggiungendo Passo Pramollo, offrendo un notevole interesse paesaggistico e storico. Allora, arrivati qua abbiamo un bellissimo bivio, alla nostra destra si prosegue verso il Monte Brisiac, un'oretta, mentre a sinistra si continua il sentiero Beppi la Schiava. Ovviamente questo qua è il tratto più difficile, infatti è segnato come escursionisti esperti attrezzata. Noi invece andiamo verso il sentiero Attille Ceccon.
beside the fire, staring at the flames. I'm getting tired of always feeling the same, but I guess I had it coming. Allora ragazzi, Yves e Valentina li abbiamo incontrati lungo il percorso e ci siamo fermati a chiacchierare un attimino con loro e volevo inserire nel video appunto questa cosa molto particolare perché Yves, tu cos'è che hai fatto? Io ho fatto il corso per diventare accompagnatore di media montagna qui nel Friuli Venezia Giulia e sono iscritto al collegio delle guide alpine del Friuli Venezia Giulia. Ok, e sfrutterai questa passione che hai per fare però che cosa? Esatto, io voglio sfruttare questa mia competenza per accompagnare persone con disabilità nei sentieri montani più accessibili. Eccezionale, anche perché non è una cosa facile, è una responsabilità enorme direi. Assolutamente sì, è una responsabilità sia dedicarmi allo studio degli itinerari, Certo. ma anche poi alla realizzazione nella totale sicurezza per persone appunto. Certo, perché tutto va pianificato nei minimi dettagli, insomma. Molto di più rispetto a un'escursione normale, come si può immaginare. Grandissimo, bravissimo. Grazie. Grande, bravi. Like when you were driving, the sunlight hit your face and you smile at me. Damn, what I'd give to be, yeah, back in that car with the sunset behind us. I shouldn't be talking, but I can't help my... 950 metri circa di dislivello, amore mio. Buona vetta. Una vetta estremamente panoramica, no? Cavoli, veramente molto bello. Vetta che ho scelto io stavolta. L'ho scelta io. Scelta tu. L'ho scelta io, quindi sono punti che vanno. Hai anche studiato? L'ho studiata io, Sì, ho visto delle foto. Fuori a caso. Ho visto delle foto ieri su Amanti della Montagna Friuli. Vabbè. Io l'ho già messa in lista. No vabbè, adesso tu l'avessi messa in lista, è tutto da vedere e facciamo una cosa, i punti li dividiamo metà e metà? No, questa... Sì, ci sta. Ok, d'accordo. E lasciamo che cosa? Il sassolino. Benissimo, tradizione vuole che raggiunta la vetta lasciamo il sassolino del sorriso, abbiamo un bel quadrifoglio. Sì. Ok, speriamo che porti fortuna a chi lo trova e chi lo trova ovviamente cosa farà? Lo porterai in un'altra vetta. Bravissima, hai studiato tu stavolta. Il Monte Brizia è una meta escursionistica interessante per la varietà del percorso e per l'ampio panorama che offre sulla Val Canale e sulle montagne circostanti. La sua salita richiede una buona preparazione fisica e consente di conoscere un ambiente naturale di particolare interesse, rappresentando un'escursione completa sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista tecnico. Depositiamo il sassolino del sorriso. Depositiamo. Adesso mi è venuto depositiamo. Come in banca. Ok, perché è un bene preziosissimo, chi lo trova, cavolo, è fortunato quadrifoglio dopo che vada a giocare un gratta e vinci. Esatto. Non si sa mai. Torniamo giù. Bene, ripartiamo per il ritorno. Bello, ti è piaciuto? Sì. Ho scelto Bravo, bene. bravissimo. Allora, 992 metri di dislivello, 7 ore e 40, 14 km e mezzo. Io direi che la chiudiamo qua e adesso ci andiamo a bere una bella birra da mezzo, no? Ha giudicato. Si sapevi che era così? Cincin, Cincin. amore, ha una bella cima. A Monte Non lo sappiamo ancora. Briccia. Dopo 7 ore. Bene, speriamo che il video sia stato di ispirazione. Noi siamo, per chi non ci conosce, Trekking Friuli Venezia Giulia. Iscrivetevi al canale perché prima o poi sicuramente potremo tornarvi utili. Quindi grazie per essere arrivati fino qui. Zaino in spalla e alla prossima.